Aperto e rinviato in tribunale a Vicenza il 18 dicembre il procedimento contro il giovane 21enne cubano che ad inizio agosto era balzato agli onori delle cronache dopo che un video lo ritraeva preso per il collo da un agente della questura berica a seguito di un parapiglia con lo stesso poliziotto che gli aveva chiesto a più riprese di identificarsi. Oggi la richiesta della difesa del rito ordinario. Abbiamo scelto di chiedere che venga celebrato il processo nelle forme del diritto ordinario perché credo sia necessario sia avere la possibilità di vedere questi video che sono stati acquisiti, che rappresentano il reale svolgimento dei fatti, e sentire anche quelli che erano i testimoni in loco, proprio perché possono descrivere quella che è stata la condotta sia del mio assistito e della gente. Intanto sono state depositate le liste dei testimoni che anche la difesa ha raccolto a sostegno del suo assistito. Abbiamo raccolto delle dichiarazioni, ovvero delle testimonianze, insomma, che possono ben riferire sul reale svolgimento dei fatti. Possono riferire sia in merito a quello che è l'antefatto rispetto a quella che è poi che sono i fatti oggetti appunto dell'odierno processo, e anche su quelle che sono le condotte successive, e non parlo del mio assistito. In aula c'era solo Dennis e i suoi amici a sostenerlo. La gente che non era presente in aula ha preferito non costituirsi parte civile. Credo sia stata da parte loro la scelta più corretta, non costituirsi parte civile.